Purnasyam Purnamadayam Purnameva Vasishyate. Allora, avete riconosciuto chi sono? Speriamo che non ci fosse nessuno all'ascolto inizialmente per sentire i nostri nomi. Perdonami, proprio non l'avevo intuita così. Diciamo che con tutti i brani di musica classica che ho messo prima ho un po' galvanizzato gli ospiti di questa Sì. sera. Da una parte li ho accolti con il valzer dei fiori e si sono messi a ballare. Sì, giustamente. Sì. Poi sono partito con Guerre Stellari, quindi insomma è stato tutto un passaggio che vi ha un attimo... Sì, effettivamente sì, ci ha messi un po' in confusione, ma adesso con questo mantra abbiamo ritrovato la riallineati. centratura. Ricentratura, ve la faccio riperdere di nuovo. Come state, ragazzi? Un sogno. Beh, molto bene, e nonostante il momento impegnativo, però noi personalmente bene, insomma siamo il più Positivi, possibile positivi, beh, un parolone abbastanza complesso e pericoloso, però siamo nel flusso, Max, ecco, quindi, e molto felici di essere qua, quindi ti Soprattutto, ringraziamo davvero per l'invito e per esserci qua. Con sommo e grande piacere. So che la vostra nuova opera musicale, il vostro CD dal titolo Contact, sta scalando le classifiche, è uscito da un mesetto. Sì, Mhm. sta andando benissimo, siamo veramente felici. È al terzo posto nella classifica nazionale del Giardino dei Libri, ne siamo veramente, veramente, posso dire anche orgogliosi, dai, perché c'è un ego che è un ego armonico che è giusto che ci sia. Sai, l'ego disarmonico è quando dici il mio CD è più bello del tuo. Un ego armonico invece è quando dici ho fatto un CD che è apprezzato e sta facendo del bene. Quello ci dà tanta soddisfazione. Contact, tradotto contatto, e si arriva anche al contatto. Sì, Direi sì. che è fondamentale adesso, nel qui e ora. Anche Proprio questo. così, Max, sì, perché poi questo nome, questo appellativo è nato in tempi non sospetti, un bel po' di mesi prima, insomma, che ci fosse questa discontinuità invece di contatto che stiamo vivendo tutti come umanità. E quando è sorto, è stato partorito questo nome nel vero senso della parola, ci siamo resi conto soltanto dopo 2 o 3 mesi di distanza, perché fai conto che il nome è nato a novembre del 2019, poi a febbraio abbiamo assistito a tutto ciò che anche in questo momento stiamo vivendo, questo distanziamento, questa finta separazione, perché poi non ci stiamo in realtà separando, ma è secondo me preludio di una nuova unità. E questo Contact è nato proprio su questo piano, cioè volevamo ispirare qualcosa che ci portasse non soltanto in contatto tra di noi come umanità, ma in contatto con noi, parlando di un individuo alla cerca di se stesso, contatto con le proprie emozioni, contatto con le percezioni, con le sensazioni, contatto con il profondo. Ecco, desideravamo che la superficie si sposasse finalmente con gli abissi, con l'interiorità. Quindi contact perché pensavamo di renderlo un po' più internazionale, e infatti è internazionale ciò che ci sta accadendo oltretutto, e contatto, ovvero con quella delicatezza che occorre per tornare a parlare di anima. So che è stato fatto nella totalità da voi, nelle parti strumentali, nelle parti vocali, e come già l'altra volta, la volta precedente che vi ho ospitato appena prima dell'uscita, anche oggi faremo sentire nuovi brani, nuove parti non ancora sentite qui. Almeno mi pare di avere ancora l'esclusiva. Sì, Ce l'ho? sì, assolutamente Sei sì. ancora guarda, noi abbiamo veramente quel giorno, se ti ricordi, ti ho portato il numero 0, viene chiamato, Ah no? sì sì. Il numero 0, che è la matrice. Avevo in mano quella matrice e mi sono sentito di donartela. Ma è stato veramente bello quel momento perché ancora nessuno sapeva niente di questo CD, era completamente sconosciuto, quindi
è un'anteprima importante. Siamo felici che l'abbia avuta tu. Io mi intrufolo dappertutto. Sì, si vede che sei come l'acqua, Sì. che poi si adegua insomma al contenitore nel quale stava benissimo in questi tempi essere così, altrimenti non sopravviveremmo. Oggi servirà moltissimo l'introduzione, l'esplorazione, l'approfondimento di questa nuova opera musicale che è questo CD Contact, anche per portare, parlando di acqua a galla, Sì, ulteriori temi che abbiamo già visto da praticamente inizio anno, ma che si stanno sviluppando nella loro importanza e direi proprio portanza. sì, La portanza è quella che tiene sull'aereo, lo fa fluire nell'aria perché l'aria a un certo livello è considerato come un liquido. Qual è la portanza di questi tempi? Navigare oltre la vibrazione della paura. Oggi vorrei veramente chiedere a due, sinceramente, esperti, come voi nel senso nel vostro percorso individuale, ma anche nel vostro percorso di anime che viaggiano in coppia, le modalità per cui riuscire a mantenersi fuori dalla nebbia, ad avere almeno una stella che ci guidi, un faro luminoso che ci tenga ancorati ad una buona vibrazione fuori da tutta questa nebulosità. Prima di tutto però, ne abbiamo parlato, faccio partire uno dei brani che più di tutto per me, a me, è caro. Il titolo è davvero, davvero difficile al momento per me pronunciarlo, lo lascerò dire a voi dopo che l'avremo fatto sentire. Allora, cari ascoltatori, preparatevi ad un nuovo brano del CD Contact di Martina Crepaldi e Giordano Sandalo. Il titolo qual è? Allora, per semplificarlo un po', possiamo chiamarlo Om Triambakam Om Triambakam, ed è un mantra ovviamente in lingua sanscrita molto molto antico, che tra l'altro Max in questo momento storico fa davvero da mantra di guarigione. Infatti è nominato uno dei più potenti e conosciuti mantra di guarigione e di cura.
perché la traduzione letterale di questo mantra, che leggo in lingua sanscrita e poi lo traduciamo nella nostra lingua, è Om Triambakam Yajamahe, Shugandhin Pushti Vardhanam, Urvarukamiva Bandhanan, Mritrol Muksha Mamritat, che tradotto significa veneriamo l'uno che vede tutto, poi lo traduciamo anche in termini metafisici, egli ci libera dalla paura della morte per realizzare l'immortalità. Quando affermiamo veneriamo l'uno che vede tutto, è riferito sia al divino, ma anche all'uno, ovvero la visione unitaria dell'insieme e non la visione del dettaglio. Quando noi riusciamo a spegnere o a chiudere un po' gli occhi umani sulla natura, riusciamo ad aprire un altro tipo di occhio che vede dall'alto, che è l'occhio spirituale, comunemente chiamato il terzo occhio, Sì. o Ajna o Ajna Chakra, che ci permette di vedere l'insieme e non più la separazione delle cose. Ecco che allora, se noi abbiamo uno sguardo più rivolto all'unità e all'insieme del disegno, riusciamo a scorgerne il grande e prezioso valore. Se invece ci limitiamo ad osservare soltanto il dettaglio che spesso ci attanaglia, quindi il problema, e non l'opportunità che ci sta dietro, ci possiamo perdere nello stato di malattia o comunque di disturbo. Pur non sapendolo, mi sono lasciato trascinare dalla bellezza del pezzo, dal significato musicale che mi giungeva, che mi faceva vibrare, quindi ho scelto mica una cosa da poco come apertura. No, Attualissima, direi. assolutamente, Ci sei attualissima. andato dentro con tutta la vibrazione. Sia le frequenze utilizzate che le parole che abbiamo desiderato utilizzare in questo brano in particolare portano davvero a risuonare con questa visione di insieme. Se pensiamo, Max, che la malattia o il disturbo insorge nel momento in cui una parte del tutto non vibra più all'unisono con le altre parti, ci accorgiamo che il malanno, il disturbo, insorge quando una parte di noi si separa, e in quella separazione insorge un messaggio dell'anima che avverte che forse quella strada che abbiamo intrapreso non è proprio quella più adatta alla nostra vocazione, quindi non pensa adatta che all'anima. questo mantra qui in particolare appunto allontana dalla paura della morte, che è una delle paure che in questo momento storico sono veramente alte di vibrazione. Quindi ascoltarla aiuta moltissimo, perché è un archetipo, non è altro che una vibrazione primordiale, per cui non occorre neanche sapere che cosa vuol dire la parola in sé, basta solo ascoltarla e quella vibrazione si fa forma. In parte abbiamo già iniziato, grazie al significato di questo brano, a rispondere a quanto da me richiesto inizialmente in prima battuta, Sì. cioè uscire dalle vibrazioni nebulose che, vuoi per un verso, vuoi per un altro, ci stanno un po' attanagliando. Ne approfitto per leggere un messaggio che è arrivato del 525. Aggiungo appunto una cosa, perché hai già risposto volendo Martina a quanto propone il nostro gentile ascoltatore. Io ne approfitto per aggiungere questo, appunto, cerchiamo di non guardare i dettagli o il dettaglio, ma astrarci in una visione più d'insieme. Anche questo aiuta, perché io mi sono abituato, per mio percorso personale, per mia palestra che mi ha fatto fare la vita, a volte anche mio malgrado, ma sempre di percorso personale si tratta, mi sono abituato a non considerare tanto il visibile, ma l'invisibile, nel senso che questo è quello che si vede, però forse il problema o l'opportunità stanno in quello che non è detto o non si vede. 525. Il preludio di una nuova unità. Questo è un auspicio molto importante. L'intuito degli ospiti, che speranze porta? Pensate che il potere avrà il sopravvento? Ingabbieranno l'uomo con le sostanze mediche che stanno proponendo e anche togliendo il libero movimento? Grazie, ciao. Allora ricordo, visione d'insieme e dettaglio fatto per impaurire. A voi. Sì,
Beh, posso dire due parole al riguardo. Ho usato innanzitutto un termine interessante, l'intuito degli ospiti, sì, perché si tratta di intuito e quindi qualcosa che riguarda le percezioni. Le percezioni, come sappiamo, arrivano dal profondo. A volte non hanno correlazioni con la logica e con l'analisi. Se io osservo ciò che i principali sistemi di comunicazione stanno divulgando, ovviamente mi trovo a che fare con un mondo che sta vivendo una terza guerra mondiale, proprio per combattere contro un nemico invisibile che pare che ci stia portando via una sorta di libertà. E Giordano ed io personalmente e molte altre persone con le quali ci troviamo a comunicare tutti i giorni non la pensiamo allo stesso modo. Io credo davvero che questo sia preludio di un nuovo tempo, un po' come è accaduto nel momento in cui, per riuscire a ritrovarci uniti, ci siamo separati nel mito, nell'archetipo della Torre di Babele. C'è voluto ed è occorso un tempo di caos, un tempo di confusione, un tempo di una lente di ingrandimento che ha fatto luce su qualche cosa che già, Max, vivevamo prima dell'avvento di questo agente che pare esterno ma che in realtà è nato da dentro di noi. Eravamo separati prima dai cellulari mentre stavamo al ristorante a mangiare con gli amici la pizza, eravamo separati da una certa tecnologia che anziché farci trovare abbracciati ci faceva sentire separati. Insomma, in un tempo in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante ma la dimensione spirituale è stata un po' messa da parte, ecco che l'amore della coscienza assoluta, che non può farsi sfuggire questa possibilità di comprensione, ha fatto in modo che ci sentissimo davvero separati nella carne per poter sentire quella separazione con il sé profondo e autentica di cui già eravamo schiavi in fondo. E per far ritrovare quindi il desiderio dell'unione. E questo sarà, secondo noi. 793, Michele, siamo con Martina Crepaldi e Giordano Sandalo. Penso che tu li conosca perché sono spesso ospiti qui in radio e sono molto noti. Salutiamo anche gli amici che Attenti di tanto in tanto ci ospitano. E 373, ringrazio Adriano perché a volte anche saper scherzare con leggerezza, cioè trovare il senso dell'ironia e della battuta, serve anche un po' a distaccarsi da una nostra parte impaurita o chiamiamola egoica che si fa un po' troppo prendere dagli eventi. Allora ve lo leggo. Sì. L'operaio Fiat in catena di montaggio per 8 ore al giorno e 1.400 euro al mese, che tipo di vibrazioni ha? Sono provocatori ovviamente. Adriano 68. Beh, pensiamo Adriano, guarda, che non ci sia un lavoro che determina la vibrazione bassa o elevata di una persona, credo invece che sia tutt'altro. Se la persona in quell'ambiente di lavoro, che di sicuro ha frequenze un po' più ridotte rispetto insomma a un lavoro all'aperto, a un lavoro in un ambiente più pulito dal punto di vista energetico, ma se quella persona ha una certa vocazione e in quel preciso ambiente di lavoro riesce ad esprimerla al meglio, quindi la personalità esprime al meglio la vocazione dell'anima, quella persona può vibrare davvero di energia molto propositiva, quindi non è determinante. Certo è che ci sono ambienti sicuramente che vibrano molto più in maniera luminosa di altri che vibrano più in maniera meno luminosa, diciamo. Sì, come dice Martina, ci sono delle missioni. È la missione che è importante. Quella missione la puoi espletare sia facendo il dipendente Fiat, sia facendo qualsiasi altro lavoro. Se la tua missione è portare gioia, per esempio, lo puoi fare in qualsiasi posto in cui ti trovi, no? Ovunque tu vada lo puoi portare. Sottolineare che la nostra essenza personale fa tutto, non è l'ambiente che ci influenza in maniera così radicale come può invece la nostra essenza, intesa come personalità, anima, spirito, dimensione mentale, riusciamo anche ad influenzare l'ambiente che ci sta ospitando in questo momento. Se la nostra vibrazione è di gioia, è una vibrazione autentica ed elevata. La modalità con cui si fanno le cose, se uno, qualsiasi esso sia, perché non c'è discriminazione, ma se una persona ama il suo lavoro, lo ama o ha come motivazione il fatto che il lavoro gli
permette anche di rendere felici i suoi cari, quindi la vive anche su di sé questa gratificazione. È chiaro che ha una vibrazione diversa da chi subisce il lavoro. Abbiamo tantissimi esempi anche di figli di persone note o di ricchi industriali che, pur avendo tanti soldi o benefici successo o conoscenze, in realtà la vivono male perché non è eventualmente la loro vocazione o la loro missione. Certo. Ma è proprio così, Max. Guarda, io ogni tanto sono solito dire questa cosa, che per ritrovare un pochino la tua missione o quello che siamo venuti a fare qui, ci sono due domande che possiamo porci. La prima è che cosa ti piaceva fare quando eri piccolino, no? Quelle cose che ti davano eccitazione, eccitamento quando eri piccolo e le facevi proprio con un desiderio che ti passavano le ore e non te ne accorgevi. La seconda invece, da grande, cosa faresti anche se non ti pagassero? Ecco, e lì ti si dipana un po' la nebbia, no? E cominci a capire che sì, i soldi sono importanti, non so ancora per quanto, ma ancora servono per sopravvivere, per vivere. Però non possono essere l'obiettivo. Se sono l'obiettivo diventa un disastro. Sono una conseguenza eventualmente di quello che fai, ma quello che fai deve essere piacevole, anche se non ti pagassero. Se poi ti pagano, meglio. Come tutte le cose, tutto è strumento per vivere questa dimensione, questo spazio-tempo, ma noi siamo la vita. Siamo a 30 secondi dalla pubblicità. Wow. Mia mamma mi ha raccontato questo episodio. Da bambino, 3 anni, amavo tanto il pattinaggio. C'era un'insegnante di pattinaggio bionda americana bellissima, mi ha preso in braccio e io le ho chiesto: mi fai vedere le tette? Io amavo quello, evidentemente. Certo. Sei un senologo. Assolutamente sì. Pubblicità tra pochissimo. È quasi un peccato interrompere. Stiamo ascoltando il secondo estratto del CD Contact, fatto
e portato qui all'ascolto da Martina Crepaldi e Giordano Sandalo. Siamo al Bosco dei Sogni, Max Ungaro. Allora, questo secondo brano, La voce della luna, molto evocativo direi. Sì, questo è un brano che abbiamo voluto fortemente, Max, che è nato credo in una notte di luna piena, come lo è in queste sere. Ieri la luna era splendida, luminosa, sembrava quasi non ci fosse il buio ed è entrata in gemelli, quindi questo brano raccontato oggi ha ancora più significato, perché la voce della luna suscita e ispira emozioni di tipo femminile, quindi è molto collegata al simbolismo yin nella legge del Tao e quindi all'archetipo del femminile. Quando parlo naturalmente di archetipo del femminile non sto parlando della donna, sto parlando di un archetipo femminile che è insito nella natura umana, nell'uomo e nella donna. E come femminile intendo quel nido, quel ventre, quell'accoglienza tipica del femminile che accoglie ciò che è senza giudizio e con neutralità, con amore, con quel chakra, anata chakra, con il chakra del cuore, che il femminile ancor più, proprio perché è archetipo dell'accoglienza, archetipo della culla che accoglie, che le è proprio. Quindi questa melodia in particolare di cui abbiamo scelto, nella quale abbiamo scelto la tipologia di voce ma anche il tipo di strumento, e poi lascerò dire a Giordano, che rappresentano proprio un dialogo tra il nostro maschile interiore che lascia più spazio al femminile in un tempo in cui è richiesta molta accoglienza, anche molta indulgenza, molto senso del perdono. Sì, perché abbiamo usato un flauto traverso all'inizio e lo abbiamo immaginato proprio danzare al chiar di luna con la voce di Martina. Infatti, se si nota, c'è proprio questo rincorrersi, abbracciarsi. Oltretutto in questo brano in particolare la voce di Martina è stata registrata con una tecnica particolare, una tecnica binaurale in cui è stata registrata più volte la voce di Martina, quindi la stessa melodia registrata più volte ma fatta viaggiare all'interno del canale destro e sinistro degli ascolti, dell'ascolto stereofonico, e ascoltata in cuffia, come magari mi puoi anche dire tu che l'hai ascoltata, si sente proprio questa danza, c'è Martina che viaggia dappertutto e questo flauto, che è la parte un po' più maschile diciamo, che però risente così in modo benefico di quella femminilità che diventa un flauto anche lui in accordo con la parte yin, con la parte della femminilità. Sapete ragazzi che mentre Giordano mi stava parlando, quindi c'è tutto anche l'entusiasmo di essersi lasciati trasportare dall'evento e dall'avvento musicale, come uno scrittore si lascia trasportare dalle parole che prendono senso di pagina in pagina. Giordano ha una catenina qui con il simbolo dello yin e dello yang. Lo Tao, sì. E nel momento in cui ha iniziato a parlare della vibrazione del brano musicale è entrata in contatto con la luce qui sopra. E siccome è all'altezza proprio del cuore, scintillava. Io sono rimasto veramente colpitissimo perché scintillava proprio. Sì. E si poi parlava del timo anche. Si sì, parlava sì. proprio del chakra del cuore. Sì. E poi ho nominato il Tao nella versione appunto yin, dicevo prima, l'ho nominato e effettivamente il tuo sguardo si è portato. Ma poi sai, con le mie musiche io ho un rapporto carnale proprio, oltre che spirituale. Dopo ti faccio una foto. Però devi orientarti proprio sulla luce giusta. Ma io mi chiudo in studio normalmente e vivo con quella musica assieme ore ed ore, ore ed ore, ci vivo, e proprio diventa incarnata. È una cosa che non implica fatica, perché come dicevo prima è un piacere così grande che potrei anche starci giorni e non me ne accorgo. Ti capisco benissimo. Lo so. Lo sappiamo che ci comprendi. Aggiungo un aspetto interessante, Max. Come hai potuto sentire, a differenza delle altre che contengono dei brani in lingue varie, quindi siamo passati dal sanscrito alle lingue sciamaniche, l'aramaico siriaco, questa contiene soltanto una lettera dell'alfabeto, soltanto la
Non ci sono parole. Abbiamo scelto una lettera che rappresenta appunto un simbolismo, che è la lettera associata al mistero. Ogni vocale del nostro alfabeto è associato ad una sensazione, percezione, emozione, o comunque ad un significato nelle lingue sciamaniche. Sì. Infatti nei canti sciamanici, e poi ne proporremo magari uno se avrai desiderio di sentirlo. Pronti se qua. Avranno i nostri ascoltatori, i nostri ascoltatori desiderio, ne proporremo uno in estemporanea. I sciamani facevano uso delle vocali per evocare gli spiriti della natura, la A, la E, la I. In questo caso, legata proprio all'archetipo del femminile, abbiamo usato la U in quanto lettera collegata al primo chakra, quindi al chakra della riproduzione, della procreazione, quindi legato estremamente all'energia anche della sensualità di tipo femminile, e legato al mistero in quanto lo yin rispetto allo yang è il celato, il nascosto, l'occulto, il non manifestato, quindi il buio. Buio non inteso come qualcosa di negativo naturalmente, ma qualcosa che ancora non è emerso in superficie. La luna, come afferma Giordano. Rispetto al sole, che è il principio maschile, lo yang. 860. Ciao Max, Martina e Giordano. Mi ha fatto riflettere la lettura di Martina sulla materializzazione della nostra solitudine. Grazie mille, Alberto. Grazie Alberto. Grazie. Materializzazione della nostra solitudine, l'ha detta proprio bene, ha trasformato le parole che avevo detto prima in merito a questo periodo storico che stiamo vivendo, che sta amplificando qualche cosa che era già in atto ma che non riuscivamo a vedere. Dovevamo trovarci, Max, sull'orlo del precipizio per iniziare a cambiare. L'uomo non cambia fino a che non si trova a contatto, a tu per tu contatto con il proprio corpo di dolore, quindi fino a quando non si trova nella selva oscura. Adesso questo tempo è proprio preludio di un viaggio iniziatico che è partito molto tempo fa, ma che adesso è manifesto. Ricordiamo che la scorsa volta che Martina e Giordano sono venuti a trovarmi abbiamo fatto sentire altri brani rispetto a oggi ed erano molto particolari, perché si trattava del Padre Nostro e dell'Ave Maria in aramaico. Proprio così, cantati e riprodotti nelle lingue antiche, quindi nelle lingue originarie, l'aramaico siriaco e l'aramaico tradizionale, con Abun del Padre Nostro, quindi la traduzione, e Slomle Mariam, che è appunto l'Ave Maria, non intese come preghiere puramente religiose, ma come definizioni anche qui di simbolismi e di significati di un maschile divino e di un femminile divino. Sì, sono molto piacevoli anche da ascoltare, sì, me lo dico, però perché siamo di parte, abbiamo ricevuto allora molte... Noi diciamo sempre: non credete a nulla di quello che vi diciamo, comprate il CD e così riuscite a sperimentare. No, questo è importante, perché anzi voglio ringraziare magari gli ascoltatori che sono in linea, perché abbiamo ricevuto molte positive considerazioni, molti feedback che ci hanno rincuorato e anche motivato alla nuova produzione che uscirà nel 2021. Sì. Siamo già al lavoro con qualcosa di potente anche questa volta, potente dal punto di vista vibrazionale energetico naturalmente, però voglio ringraziare tutti coloro che hanno speso una parola di gradimento nell'ascolto del CD. Questo per noi è fondamentale, Max, e tu lo sai, perché le conferme ti danno quella spinta, quell'entusiasmo, quell'enteos per proseguire, quindi è fondamentale. Grazie mille. Grazie. A proposito di conferme e di bei messaggi, si vede, cari ascoltatori, che sentiamo un po' tutti la magia che c'è nel mese di dicembre, e questa è una cosa bene augurante, nel senso, manteniamola, per carità, manteniamola, ok? E ad esempio Nadia che scrive: musica magica, sono senza parole. Che bello, magica, sì, la magia poi è qualcosa di straordinario e che ci aiuta
a proseguire in un percorso che è effettivamente magico. La vita, Max, è magia, è meraviglia, basterebbe davvero orientare la visione sul dono e passare dal ruolo di vittime finalmente al ruolo di protagonisti della nostra esistenza. Non stiamo subendo nulla, stiamo realizzando ciò che è la nostra incarnazione in questo spazio, in questo tempo. Questo è fondamentale ricordarlo. Un occhio in più spirituale, un occhio in meno nel regno umano che effettivamente è in difficoltà. Mark 83 dà brividi. Anche questo brivido, anche questo ci piace, perché è un segnale della... Il brivido nella schiena è un segnale della pelle. Un segnale di verità, no? Sì. Quando io sento il brivido vuol dire che quella cosa che sto vedendo, ascoltando, sentendo, per me è vera, è un senso di verità. Sì, il corpo parla, a differenza di quanto fa la bocca, che ogni tanto insomma ne spara delle belle, però il corpo non mente. Io posso aver studiato PNL per una vita, ma il corpo a un certo punto si rivela per ciò che è l'innato puro. Quindi il brivido va e lasciamo che sia così. È così. Sì. Cari ascoltatori, tantissimi complimenti e vi ringrazio. Noto che nessuno ha colto la particolarità dell'esempio della mia infanzia, di cosa sono portato con l'insegnante di pattinaggio. Si vede che mi conoscete già allora. Sapete già come sono. Ok. Mascherina. Ti sei rivelato. Okay. Rivelato. 880. A proposito di Natale, per guidare un popolo non serve una stella cometa, ma un burrone improvviso. Jack. Bravo, bellissima, Jack. Sì, è proprio così. Come dicevamo prima, se l'uomo non si trova sull'orlo del precipizio, del burrone non è disposto a cambiare. Più che altro non si accorge di avere delle ali che lo conducono davvero nel proprio paradiso e non lo fanno certamente cadere. Sarebbe sciocco da parte della vita danneggiare l'essere umano, quando l'essere umano è manifestazione della vita stessa. Ci sarebbe un Dio castigamatti, il che non credo che possa esistere. La vita vuole il nostro bene, la vita ci dà tutto quello che ci guarisce, sempre. A volte noi guardiamo con il particolare, come dicevi tu prima anche Max, e non riusciamo a guardare l'interezza della situazione, e guardando il particolare a volte pensiamo che sia un qualcosa che ci capita perché abbiamo fatto qualcosa di male, sai, quella solita frase, perché proprio a me? Perché quella ti serviva per risvegliarti un pochino. Sai, una delle parole che vengono alla mente è alla mente, ho detto, è il lamento. Il lamento è un veleno per l'anima. Uno dei consigli che Martina ed io diamo spesso a chi ci chiede com'è possibile non lamentarsi, c'è un esercizio interessante che è: comincia a non verbalizzarlo. Perché è difficile non pensarlo il lamento, no? Se ti capita qualcosa che ti infastidisce molto, ti viene da lamentarti mentalmente, ma il problema è quando tu continui ad esternarlo a livello vibrazionale e quindi continui a lamentarti negli incontri con le persone, ci stai in famiglia, dentro. ci sei dentro fino al collo. Alimenti quello che chiamiamo il corpo di dolore, e il corpo Quindi di dolore ti è dai un sempre in morsetto agguato. alla lingua finché ti viene il lamento, non lo verbalizzi e piano piano si crea una sinapsi nel cervello, si crea una locazione di memoria e diventa come quando devi cambiare marcia sulla macchina. Non pensi che devi spingere la frizione, la spingi. È normale, no? E così non pensi più che devi lamentarti non lamentandoti. Una cosa che appunto aiuta molto e che ogni tanto consiglio ai nostri gentilissimi ascoltatori, ma perché lo faccio io per primo da anni e aiuta tantissimo, è scrivere. Aiuta da una parte tra virgolette a buttar fuori, tenere un piccolo diario serale, aiuta a scaricarsi. Dopo, se uno vuole scrivere solo offese va bene, ma io parlo dell'esperienza vissuta e come la si è vissuta. Ma aiuta perché poi col senno di poi, magari andando avanti nel tempo, perché certe cose si manifestano strada facendo, un determinato significato di una situazione, si può anche andare a rivedere come si è sviluppata quella situazione, che significato ha assunto, vederla con altri occhi, insomma, smontarla vibrazionalmente, vedere il suo colore che cambia. Certo, che poi Molto. continuando, Max, a scrivere
possono venire fuori di capolavori magari come Circle che hai scritto te, no? Sì, sì, beh, è il caso di ricordarlo. Questo è un bellissimo il tuo scrivere viaggio. è un bello scrivere. Io lo trovo, io che sono musicista, ti posso dire che lo trovo molto melodico. Quindi quando io leggo qualcosa di tuo, leggo una melodia, non leggo qualcosa che mi dà fastidio. Ho letto libri cacofonici, no? A livello musicale. Ostici. Ostici, no? E invece il tuo libro è melodico, quindi ti aiuta a leggere. Grazie mille. Sì. A proposito di alzare la vibrazione, lascerei spazio alla vostra vibrazione. Wow. Ok? Volentieri, con molto molto piacere. Shanti Om Shanti Om. Shanti Om. Sì. Questo poi era improvvisato, quindi mi piace sempre dire non è stato mai riprodotto e mai più verrà appunto riproposto, perché il suono che è emerso in questo momento era connesso ad un campo morfogenetico, Max, che non è soltanto riprodotto da noi tre, ma da tutti coloro che in questo momento ci stanno ascoltando, quindi ci sarà qualcuno che l'ha sentito davvero molto personale, e molto poi ci sono compatibile. strumenti come il flauto sciamanico che abbiamo suonato adesso, che non prevedono l'uso di partiture, o un hang drum, o per dire un tamburo sciamanico, uno djembe. Certo, sì, si può suonare a partitura, ma vuoi mettere la meraviglia del lasciare che le dita scorrano perché senti che quel suono lì è giusto in quel momento lì, e non lo decidi tu, come diceva Martina un attimo fa. Non lo decido io il suono che devo fare, come Martina non decide la vocalità. È una cosa che è meravigliosa anche da provare, perché oltretutto non serve essere dei grandi professionisti, serve il collegamento, serve veramente lasciare andare e sentire questo collegamento senza l'ansia della prestazione, senza l'aspettativa di dover raggiungere un risultato particolare, con il solo scopo del bambino che ha voglia di giocare e divertirsi. Alzare la vibrazione, vedete, un pochino alla volta ci stiamo arrivando, perché ascoltare buona musica, musica fatta con amore, data con amore, scrivere per gettar fuori pensieri ridondanti che abbiamo dentro ed è normale averli. Poi cos'altro possiamo consigliare per alzarci dalla nebbia che accogliamo, cioè di base, di partenza, accogliamo il periodo che stiamo attraversando con tutto quello che sta portando, cioè, ma anche non farsi intrappolare o ingabbiare. Naturalmente tutti ormai dicono evitate la televisione, persino la televisione stessa dice evitate la televisione, quindi nulla di nuovo. Altri accorgimenti? Una cosa importante, Giordano, faccio solo una prefazione, perché Max, il primo passo è l'osservazione. Il primo passo è sapere come stiamo.
cioè fermarci e chiederci: come sto vivendo in questo momento? Come sto vibrando? Come respira il mio respiro? Come sta battendo il mio cuore? Ecco che ritorno innanzitutto alla presenza nel corpo, è la via di partenza per poter poi definire un eventuale cambiamento. Ma se io non so come sto in quel momento, difficilmente riesco a trovare soluzioni a qualcosa di cui non mi sto accorgendo. Quindi accorgersi di questo, del proprio stato d'animo, del proprio pensiero, della propria luminosità o oscurità interiore, è il primo passo. E non è semplice, lo sto enunciando in maniera molto leggera, ma è molto profondo in realtà il pensiero, perché l'osservazione di sé deve passare necessariamente attraverso lo stop, cioè mi fermo, sento come sto respirando e non mi lascio coinvolgere da tutti gli altri aspetti frenetici che la vita di oggi sembra chiedere all'essere umano. Mi metto per un po' in letargo, l'inverno tra l'altro è la stagione ideale. E poi lascio parola a Giordano, però ecco, ci tenevo che il primo passo venisse enunciato così: l'osservazione del mio stato, della mia condizione. Sì, dice bene Martina, perché andando nel particolare, osservare il proprio respiro, ha detto Martina, no? E la respirazione è una delle principali cause spesso di vari disturbi anche fisici, perché una buona respirazione è una respirazione che prevede l'uso del diaframma. Il diaframma, questo muscolo sconosciuto a molti, a forma di paracadute, tra l'altro, che ci salva. È vero, ci salva. È un muscolo che reagisce alle emozioni, quindi non è un muscolo volontario totalmente. Io non posso muovere il diaframma come muovo il mio braccio, no? È anche come il cuore, però se mi emoziono il mio cuore risponde. E il mio diaframma è un secondo cuore, perché lui risponde veramente alle emozioni. Tra l'altro un buon uso del diaframma, andando un po' sul tecnico, mi permette di secernere dalla mia ghiandola pituitaria e pineale, quindi l'epifisi e l'ipofisi, mi permette di secernere quelle endorfine, quegli ormoni, che sono gli ormoni chiamati un po' della felicità, come l'ossitocina, la dopamina. Bene, una respirazione invece che è, posso dire, errata in un momento in cui io sono tranquillo, è una respirazione costale toracica. Ecco che una costale toracica è una respirazione utilissima se devo fuggire da un camion che mi sta investendo, perché è una respirazione che apporta cortisolo e adrenalina. E ho già detto tutto praticamente, no? Quindi una respirazione che mi procura adrenalina e cortisolo nel momento in cui magari sto bravissimo, produce lo stress, che tra l'altro, guarda caso, è il principio di moltissime malattie, sì, anche fisiche. Fattori di stress, Max, come dicevi prima, quali sono le possibilità che abbiamo di elevare le nostre vibrazioni? Beh, hai parlato della TV, quindi il lancio esterno non in strada, ma insomma, però forme di vibrazioni elevate sono la luce, il suono e i pensieri, quindi nutrendomi di ciò che è frequenza luminosa, luce solare, quindi uscire il più possibile allo scoperto, respirare il più possibile in maniera coerente, con coerenza di fase nel corpo, ascoltare buona musica, preferibilmente a 432 Hz. Luce significa anche una buona lettura, Max. Luce significa cibarci soprattutto di cibi di origine vegetale, idratarsi, bere molto. Io ho persone che mi dicono: sì, ma non bevo tanto, 2 bicchieri d'acqua al giorno. Io effettivamente patisco per quel corpo. Quindi idratazione, alimentazione viva, sana, energetica, ricca di luce, e soprattutto non avvelenarci con i veleni dell'anima che avvelenano anche il sangue, che sono lamento, giudizio e senso di colpa. Questi sono veramente 3 acidificanti del nostro sangue, quindi posso essere anche vegano, ma se mi intossico con i miei pensieri non riesco a igienizzarmi coerentemente. Quindi l'alimentazione, o l'una o l'altra, non è tutto. L'insieme di più fattori fa la vera armonia del corpo. Un approfondimento per chi già pratica un certo tipo di consapevolezza o di meditazione, quindi non si tratta solo dell'aspetto
momento del rilassamento che ci sta, io la intendo però come parte iniziale, ma come ascolto di sé, ok? Arrivare si può, chiedo, visto che ne abbiamo parlato anche col dottor Birello, emisfero destro, emisfero sinistro, arrivare a comprendere che forse c'è un troppo esagerato pensare o da una parte o dall'altra, un loop, e, come dire, con la consapevolezza, meditando, appianare questa differenza, questo dislivello, quasi i due emisferi fossero inconsapevolmente entità distinte sotto lo stesso tetto. Sì. Mentre c'è un corpo calloso che li unisce per bene, no? Esatto. Ma guarda, io mentre mi parlavi, il simbolismo che mi è venuto subito alla mente e al cuore, così li teniamo uniti come il cieco e lo zoppo, è la distinzione tra buio e luce. Finché noi non avremo integrato quelle due parti, quindi l'analisi logico-razionale, con la parte creativa, ispirata e talentuosa, non riusciremo a raggiungere quegli obiettivi che desideriamo. Dobbiamo assolutamente essere sostenuti da entrambe le parti, altrimenti il cieco va sicuramente alla cieca a sbattere contro i muri e lo zoppo, non riuscendo a camminare e ad andare lontano, inciamperà e cadrà a terra. L'unità di cuore e mente, e soprattutto dei due emisferi che tu hai citato, Max, che sono il simbolismo della dualità qui nella materia, Esatto. è il segreto di Pulcinella poi alla fine, che ci permette di poterci sentire uniti e non separati. L'integrazione del buio, l'integrazione dell'ombra, il riconoscimento di questa parte, chiamiamola luciferina, che abbiamo di nostra natura umana, quindi carnale, è la via per poter sorgere come l'araba fenice dalle nostre ceneri. Ma è fondamentale questo, sentire quel sentir d'unità che ci completa. È il matrimonio mistico, no? Le nozze Mistico, alchemiche, sì, l'unione tra anima e personalità. Quando c'è un assioma della guarigione esoterica che io amo citare ogni tanto, che afferma questo: quando la personalità esprime il vero significato dell'anima, l'essere umano che la incarna non è un buon candidato per la malattia. Quindi quando c'è questo mano nella mano, questa unità sacra, questa unione sacra, se vogliamo, tra il maschile e il femminile, tra l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, tra la mente e il cuore, tra il nostro buio e la nostra luce, confondendosi e non sapendo dove inizia il buio e dove finisce la luce, allora quelle nozze alchemiche ci fanno sentire uno e non metà mela in cerca di un'altra mezza mela sulla quale spalare le proprie immondizie. È scombinata come noi, perché dopo troviamo... Assolutamente. È per questo che poi la musica a 432 Hz è consigliata, proprio perché ormai molti studi comprovano che ricrea questo balance tra i due emisferi cerebrali. Sempre tenendo presente, perché ce lo diciamo da migliaia di anni, ce lo stiamo dicendo, che ogni strumento aiuta, e soprattutto quello che ci arriva gratuitamente, nel senso che lo attiriamo a noi. Sì. Poi il lavoro interiore parte dall'ascolto e parte dal mettersi a camminare con se stessi. Così, è così. Nessun aiuto esterno o stampella esterna. Nessuno ci guarisce. Noi troviamo per strada tanti bei strumentini in forma di persona, in forma di oggetti, di strumenti musicali o quello che vuoi, o di libri o di quello che desideriamo, e noi questi strumenti li utilizziamo dandoli in mano al nostro medico interiore, al nostro maestro interiore, e che lui sa bene di cosa abbiamo bisogno. I famosi Giordano Zenzak sciamanici, Sì, no? Gli gli spiriti spiriti coadiuvanti, stampelle esterne che ci aiutano sì nel nostro percorso, ma se incontri il Buddha per la strada, uccidilo. Sparagli. Allora, 608, buonasera a Max. Ho avuto la fortuna di ascoltare di persona Martina e Giordano, che ringrazio delle emozioni che regalano, e ho notato che io vibro molto di più quando li ascolto dal vivo in radio piuttosto che in un gruppo di persone. Cosa potete dirmi in merito, Elisa? Allora Elisa, è probabile che quando ci ascolti in radio tu sia sola con te stessa, quindi che tu non sia
partecipante ad un gruppo. E invece quando ci hai ascoltato magari in conferenze, in serate, puoi essere stata in gruppo, e siccome non siamo, Max, sistemi isolabili, noi sentiamo anche ciò che fa parte del gruppo, quindi trovandosi adesso forse all'ascolto in solitaria riceve meglio quello che c'è da ricevere. Diciamo anche che ci sei anche tu oggi e che quindi è molto probabile che non arrivi soltanto la nostra vibrazione, ma arrivi anche la tua, che ci fa da collante straordinario, quindi grazie. È interessante notare comunque che quando c'è il gruppo è vero che, come dice Martina, si sente l'influenza di tutto il gruppo, ma a volte quella cosa che ci può leggermente infastidire è proprio quella cosa che abbiamo bisogno di ascoltare in quel momento, perché deve risuonare con una parte di noi che deve rimettersi in armonia. Sì, c'è puntualmente la persona che è russa. Sì, però sì, russano tutti a 432. Sì, li giustifichiamo. 813, ciao Max, sono Ilaria da Mantova. Ciao Ilaria, vi ringrazio di cuore per la vostra magica compagnia. In questo periodo è sacra, illuminante la voce di Martina. Grazie. Poi detto da un femminile che mi fa ancora davvero più piacere. Grazie infinite. 739, ciao, ma alla fine la pattinatrice ti ha mostrato il seno? Oh, meno male che questo ce lo devi dire. Un salutone a te e ospiti, siete grandiosi. Grazie per quello che fate, Simone. Grazie. Dai, Simone. dici. Non credo, forse era anche di mentalità aperta, ma io non lo ricordo questo episodio. Me l'ha descritto poi mia mamma e mio papà sono ancora lì che ne ridono. Io avevo 3 anni. Ricordo che era bellissima, me la ricordo ancora, bionda, cioè una Barbie, poi americana. Bella. Però questa cosa era un seno vibrante a 432 sì. euro. Simone, però posso dirti che nella vita poi mi sono rifatto. A tra poco. Cuore di cristallo può avere una doppia, ad esempio, interpretazione. La purezza del cristallo
ma a volte anche la fragilità. La fragilità, sì. Questa, Max, è un'invocazione di cura proprio di questo centro energetico che adesso sta vibrando altissimo per tutta l'umanità, perché siamo in spostamento in termini proprio energetici del pianeta Terra tra un terzo chakra, che è stato il chakra del potere per molti anni, a un quarto chakra, quindi dall'epoca dei pesci all'epoca dell'acquario, a un quarto chakra che dà molto più spazio all'amore e all'affettività, snellendolo dagli orpelli sentimentali romantici dei quali ogni tanto condiamo l'amore inteso come condivisione, come fratellanza, come solidarietà, come rapporto divino tra gli umani. E effettivamente, come hai detto tu, ha una duplice valenza, quella di essere trasparente come il cristallo, quindi puro, però di avere anche una sorta di fragilità, perché Anahata in lingua sanscrita significa il non colpito, quindi una fortezza che non può essere espugnata, inespugnabile, ma al tempo stesso contiene quel valore, quel tesoro prezioso che è sede un po' della nostra anima. Se noi dovessimo collocare l'anima da qualche parte, di sicuro non ci verrebbe in mente di collocarla nella nuca. La sentiamo a questo livello, la sentiamo nel petto, così come avvertiamo lì le emozioni più profonde. È anche vero che avvertire a quel livello le emozioni più profonde ci mette in contatto con quella parte non amata di noi, che si è sentita indubbiamente non amata in un certo momento della sua vita e che richiede molta cura e molte attenzioni. Se noi riusciamo nell'arco della nostra maturità, nell'arco del nostro cammino evolutivo, a diventare quegli adulti che avremmo voluto accanto quando eravamo bambini, allora possiamo davvero celebrare quell'eroe che siamo stati, celebrandone la forza, il potere, l'impegno, la determinazione, anche battendo un po' i piedi di quel bambino interiore che è ancora molto presente in noi e che si colloca in quel centro. Ogni tanto visualizzarlo, il nostro bambino interiore, visualizzarlo, aiuta anche un pochino a comprendere il nostro stato d'animo, il nostro stato interiore. Una bella meditazione fatta con noi stessi e visualizzare come sta il bambino interiore può già darci un indizio sulla nostra eventuale centratura o prendersi cura di noi stessi. Sì, è proprio così, prenderlo per mano, osservare il suo stato, ma anche soltanto in questo momento, mentre ci stiamo dicendo orientiamoci al nostro bambino interiore, quell'essenza, quella parte più autentica di noi, e in quanto più autentica anche più potente, più vera, anche più verace se vogliamo, è già in ascolto ed è già aperta al dialogo con noi, quindi è l'entusiasmo fanciullo. Esatto, parte fanciullo. Entusiasmante ed entusiasmabile. Sì, è così, hai dato una definizione adorabile. 880, sentite che domanda interessante. Voce luciferina? Punto di domanda. Ma secondo voi esiste il diavolo o come lo intendete? Guarda, siamo proprio freschi di un post che ho scritto ieri sera di 2 righe, in cui dicevo: la sola debolezza del diavolo, umile funzionario di Dio, quindi umile servitore di Dio come inteso come coscienza assoluta naturalmente, è di aver dimenticato di non ricordare le proprie origini. Ecco, il diavolo noi lo intendiamo soltanto come colui che separa. Diabolus è colui che vive tra, cioè colui che separa, è semplicemente uno stato di coscienza secondo la nostra visione, ovvero una visione della dualità della materia in cui il figlio il prodigo, allontanandosi da casa, è venuto ad esperire proprio qui, in questa densità dove c'è presente un mentale che è effettivamente sabotatore. Sono entità con le quali anche i demoni, i daimon, sono entità con le quali abbiamo definito comunque una parte che riteniamo essere lontana da Dio. Io credo che sia soltanto una periferia di Dio, se vogliamo darci una definizione. È quello ben descritto dal Cristo nella croce, in cui afferma e chiede e supplica: perdona loro perché non sanno quello che fanno.
Il diavolo, se così lo vogliamo definire, è colui che forse non sa quello che fa, è il vissuto di ignoranza non ancora illuminato, è il buio non ancora esternato alla luce della coscienza. Nulla che abbia le corna e la coda, ecco. No, ma certamente. Non lasciamo raffreddare i motori però, perché qui ho due fior di musicisti e vorrei che continuassero a esprimere il loro talento, la loro vocazione e il loro sentire dell'energia del momento. Quindi io vi rilascio i microfoni. Un canto di tipo orientato allo sciamanesimo, quindi qualche cosa che vocalizzato, sempre in termini di improvvisazione, ci permette di vibrare a quella frequenza. Hey, 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 La bellezza di un bagno di suono. Anche noi ci rilassiamo mentre poi devo lo produciamo. un po' gli occhi perché devo riprendermi. Sì, esatto, perché entriamo in onde cerebrali, sai Max, abbastanza ribassate, una sorta di autoipnosi che attiviamo in noi, in cui un po' ci distacchiamo dall'ordinario pensiero vigile ed entriamo in una fase in cui ci sentiamo ancora più connessi con il tutto, in cui tutto è presente, quindi non è che siamo assenti, in cui tutto è presente, ma molto più amplificato, molto più allargato. Ecco, questo è l'incanto di una condizione ipnotica. Sono onde alfa teta a livello di 8 Hz che ha comunque a che fare con una 432 Hz. Quindi ci avete suonati in maniera gradevole. Noi siamo i suonati e chi ci ha suonato sono i direttori d'orchestra degli ascoltatori, ovviamente. E tu ci hai suonati e siamo i suonati. Mai nessun ospite prima si era definito noi siamo i suonati. Sì, lo diciamo sempre da tanti punti di vista. Cosa dite se passo un brano? L'abbiamo già passata l'altra volta, ma si abbina talmente tanto bene a questa luna piena in gemelli. E insomma, per farvela breve, sentite che bellezza l'Ave Maria in aramaico.
Torniamo in diretta, il Bosco dei Sogni, Max Ungaro, siamo con Martina Crepaldi e Giordano Sandalo. Cari ragazzi, c'è una tradizione che si è instaurata circa un anno fa perché nello stesso periodo, nello stesso momento, cadeva una presenza musicale, e cioè sabato fa gli anni mia mamma, e l'anno scorso, parlando del più del meno con il gruppo musicale che era venuto qui al Bosco dei Sogni, mi hanno detto allora le facciamo noi gli auguri via radio. Sarebbe per noi bellissimo poterli fare, tra l'altro dopo aver ascoltato l'Ave Maria, non è un caso, in aramaico, quindi Ave a tutte le madri. È vero, non ci avevo neanche pensato. Sì, l'ho sentito. Allora, io vi lascio i microfoni, Sì, grazie. noi vorremmo augurare proprio con queste vibrazioni un buon nuovo giro attorno al sole. Sì. Ok. Un bel nuovo giro attorno al sole. E ogni giro che sia sempre più bello. Sempre più E che felice. sia sempre più su di giri. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Ornella, tanti auguri a te. E tanti auguri mamma e a tutte le Evviva, mamme evviva. del Auguri mondo. a tutte le mamme. Bellissimo. Allora, domande che mi stanno arrivando perché c'è molta attesa e molto gradimento nei confronti del CD, ma c'è già chi l'ha preso. Sì. E lo 035, salve Max, ho preso, contact. Mi farebbe piacere sapere la traduzione dei brani, grazie. Allora, per quanto riguarda i brani più conosciuti, quindi la Bun e Slom Le Mariam e il Mitrior Mantra, si può tranquillamente avere, basta che ci scriva sugli indirizzi di posta elettronica presenti sul sito ildiamanterosa.it, ci sono anche i riferimenti telefonici. Per le altre, essendo in lingue sciamaniche, quindi Sud Lakota, Hopi, non ci sono traduzioni verbali perché si tratta di fonemi che hanno una certa vibrazione, quindi hanno significati molto simbolici, molto archetipali, che sono già scritti comunque nel titolo del CD. Quindi per esempio Cuore di Cristallo è una lingua che rammenta le frequenze del cuore, ad esempio non c'è una traduzione letterale, però per le altre molto molto volentieri, basterà contattarci. Siamo vicinissimi alla chiusura e direi che il brano nuovo, lo spezzone che andiamo a passare adesso, sia molto appropriato con la chiusura della puntata, ma anche con il senso che stiamo dando al vivere di adesso, del qui e ora, in questo momento così particolare, ma che, come ha detto anche Martina sin dall'inizio, ci unisce. Se lo vogliamo, ci unisce di più. È l'opportunità un po' nascosta, una delle opportunità nascoste. Vi do già il titolo E così sia.
E così sia. Sì, questo è l'8° brano del CD Contact ed è davvero un appello alla pace. Un appello alla pace, Max, un po' nel senso più umanamente individuale che ci sia, ovvero alla pace interiore, perché se noi ci riappacifichiamo con il nostro interiore, quindi se contempliamo anche la nostra natura divina oltre che quella umana e cerchiamo di fare in modo che queste due siano collaborative tra di loro, ecco che allora la pace ottenuta in noi può essere esternata e contagiosa soprattutto. Mi piace parlare di contagio in questo tempo in cui la parola è anche di moda, suo malgrado naturalmente, ma il vero contagio è la pace, l'armonia, la solidarietà, l'amore che riusciamo a manifestare anche soltanto con la nostra energia. Una volta ottenuta in noi è facile contagiarci, senza far troppi sforzi, perché è la tua vibrazione naturale. Quindi mi piace pensarla così, per questo parlo di preludio di nuovo tempo, perché la sento proprio nascere in ciascuno. La particolarità, Giordano, è la lingua con cui è stato cantato questo brano. Questa è una lingua lakota, una lingua molto particolare che usa fonemi, appunto, usa fonemi che sono fonemi archetipali. Quindi, Evocativi anche. non so se prima, quando abbiamo fatto quella piccola prova di cantato sciamanico, no? Avrai notato che abbiamo usato molte vocali, per esempio il eia, heia, ha, che si usava moltissimo, è perché queste vocali sono evocative. La A è la vocale della guarigione per lo sciamano, la I è la vocale della richiesta divina, e quindi questa lingua mette insieme appunto questi fonemi che danno proprio una risultanza fisica, creano una forma vera e propria. Se rammenti anche le danze della pioggia, che erano comunque danze di guarigione della terra, venivano evocate, venivano cantate attraverso le evocazioni appunto delle vocali. E queste riuscivano a richiamare quegli spiriti della natura che riuscivano a fare il miracolo, la magia. La bellezza delle danze sciamaniche mi raccordo a un altro titolo di un brano di Contact, Tra terra e cielo, che abbiamo passato la volta Sì. scorsa, un mesetto fa. Sì. Il quinto brano, sì, La bellezza quinta. è proprio che in questo ballo indicano con le dita sia la terra che il cielo. Sì, sì, proprio come unione, se vuoi, degli opposti complementari. Vedi che tutto si rifà a una legge universale, così nel grande come nel piccolo, per fare il miracolo della cosa una. Ecco che allora, citando Ermete Trismegisto, il 3 volte maestro, riusciamo ad avere o almeno un'idea vaga di quello che potrebbe essere la corrispondenza appunto e il rispondere alla legge che regola tutti gli universi, dal grande al piccolo. Tutto è uno, Mitakuyo Yasin, che è la prima del nostro brano, del nostro CD. Tutto è mio parente, tutto è uno, tutto è connesso, tutto è in contatto. Per arrivare e così sia, tutto è nell'ordine. Sì, il disegno è perfetto, ma lo guardiamo così tanto da vicino, come accade per i quadri degli impressionisti, che vediamo solo macchie di colore. Poi ci allontaniamo e cominciamo a scorgere la figura che vi è celata. Ecco che allora l'allontanarsi è significativo di una visione più elevata, una visione più spirituale. 855, molto bello quanto sto ascoltando su Radio Gamma 5. Siete proprio delle belle anime. Grazie Dino. Beh, grazie a te. Grazie Grazie di Dino, cuore. altrettanto, d'anima ad anima. Grazie. Siamo in chiusura. Ci salutiamo con un vostro canto o tributo musicale e poi passo la sigla. Cosa dite? Sì? Sì, che non abbiamo Sì, fatto sì, niente. volentieri. Questo è un mantra ancora in lingua diversa, è un mantra buddista questo, Max, conosciutissimo, recitatissimo e per questo molto 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 potente energeticamente. Grazie di cuore per essere stati qui con noi Grazie e a aver te. portato la vostra esperienza e vibrazione. Grazie a te per Grazie a la te, tua Max. presenza, per la tua testimonianza e per la tua generosità. Grazie mille. Saluto i nostri gentilissimi ascoltatori. Ci vediamo, ci sentiamo martedì prossimo, 8 dicembre. Buona serata a tutti, un caro abbraccio e abbraccio anche voi due. E buone vibrazioni a tutti.
Nam-myoho Renge Kyo. 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 Grazie di cuore a Martina e Giordano. Grazie, buone Grazie, vibrazioni.